Il Movimento 5 Stelle dichiara guerra a Popolare Vicenza e Veneto Banca, o meglio all'offerta che vorrebbe chiudere ogni possibile rimborso sui titoli crollati a 10 centesimi con un ristoro del 15% su quelli di Montebelluna e di 9 euro per azione vicentina. E la battaglia si chiama ricorso alla Corte di Giustizia europea. Che stiamo combattendo contro le banche, come abbiamo fatto un ricorso alla Corte europea dei diritti per l'uomo contro le banche venete e contro Consob e Banca d'Italia che non hanno controllato questi truffatori che hanno distrutto 219.000 veneti che sono rimasti veramente con le gambe tagliate da un sistema marcio e corrotto. Un ricorso DEI che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone a Castelfranco e molte altre collegate in videoconferenza da tutto il Veneto e non solo. Una battaglia completamente a carico del movimento. Grazie al taglio dei nostri stipendi sarà completamente gratuito il ricorso, perciò firmate, potete venire presso i nostri consiglieri, nei comuni, potete contattarci in qualsiasi modo, vi forniremo i moduli per riuscire a partecipare gratuitamente a questo ricorso che verrà pagato interamente da noi. Una scelta non casuale per una città doppiamente colpita dalla storica presenza della Banca di Montebelluna e dell'acquisto oltre 20 anni fa della Banca di Castelfranco da parte della Popolare di Vicenza. Generazioni di soci correntisti che ora si sentono traditi economicamente e moralmente. Ora più che mai, dopo le dichiarazioni del presidente della Vicentina Gianni Mion, irremovibile sul valore dei ristori, ma soprattutto sui 600 milioni di euro e non uno di più stanziati complessivamente per gli stessi. Per questo oggi per primo il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio ha chiesto di non accettare irrisori ristori ma puntare al successo del ricorso. L'obiettivo di questo ricorso è riuscire a far riavere a tutti i cittadini i loro soldi fino all'ultimo centesimo e far pagare chi ha truffato.